Tombolo. Un passo di troppo forse per controllare qualcosa al volo nel vuoto. Ha rischiato grosso un anziano ferito dopo la caduta dal terrazzo. L'uomo, 82 anni, lunedì pomeriggio, come ogni giorno, è uscito sul terrazzino per annaffiare i fiori. Un'operazione fatta centinaia di volte, ma ieri qualcosa è andato storto. L'anziano si è sporto dalla ringhiera forse per sistemare un vaso e ha perso l'equilibrio. Sbilanciato in avanti è precipitato nel vuoto da 3 metri. In via Montello è arrivata un'ambulanza che lo ha stabilizzato e portato d'urgenza all'ospedale di Cittadella. Dopo le prime cure è arrivata la diagnosi, gli è andata bene, ha una quindicina di giorni di prognosi. San Giorgio delle Pertiche. Aveva decisamente alzato il gomito un sessantenne di Rossano Veneto che lunedì pomeriggio ha creato scompiglio alla sagra di Arsego. Attorno alle 15 il vicentino ha recuperato l'auto che aveva parcheggiato a pochi metri, salito a bordo e ha ingranato la marcia, ma la scarsa lucidità lo ha fatto finire prima addosso alle transenne e poi su un altro veicolo in sosta. Fortuna ha voluto che non travolgesse nessuno, ma la scena e i danni non sono passati inosservati ai presenti. Il sessantenne si è dato alla fuga senza fermarsi. Nel tardo pomeriggio l'uomo è stato individuato e denunciato per guida in stato d'ebbrezza dai militari di Gazzo. Campo d'Arsego, tragico schianto in via Caltana nella frazione Sant'Andrea. Coinvolti un uomo e una donna, entrambi del posto, rispettivamente in sella a un motorino e alla guida di un'auto. Sono ancora al vaglio della polizia stradale intervenuta per i rilievi le cause che hanno portato alla collisione. Ad avere la peggio comunque il 67enne sullo scooter, rovinato a terra e soccorso in condizioni critiche. Per lui è stato necessario far arrivare sul posto l'elicottero che lo ha portato a Padova in massima urgenza. Meno grave la donna di 47 anni portata in ospedale a Campo San Piero.